Bene raga, ciao a tutti dal comandante veneziano, siamo 19esimo, recuperato 2 posizioni con le penalità, ma siamo in una crisi senza fine dal punto di vista qualifiche. Non riusciamo a fare una qualifica decente, purtroppo. E un po' mi Mentre inizia il dispiace. giro di formazione, ogni pilota Che spera di poter bello. trarre il meglio da Oh, questa qua gara, strategie un po' pronti a diverse. darsi battaglia, dall'inizio alla fine. Piastri sempre davanti di noi, con che Piastri sta facendo delle qualifiche migliori rispetto alle nostre, cosa alquanto curiosa. Siamo quasi pronti al via mentre le Abbiamo auto preso i primi prendono le punti, posizioni però sulla raga, griglia. Al contempo piloti e scuderie facciamo finalizzano i fatica. preparativi. Ci abbiamo scelta bene perché il safety car ci ha fatto, diciamo, fare una sosta solo che ci ha permesso di arrivare alla fine gara distrutti con le gomme, però con un po', insomma, con un po' di mestiere e tutto siamo riusciti a portare a casa qualche punticino irridato, se così si può dire. Vai raga. Go go go. Gran premio di Silverstone, ragazzi. Vediamo di fare una gara decente. L'usura dell'unità a combustione interna. Comincerai a vedere una perdita di potenza. Ma stai buono. Attenzione! Mamma mia, cosa è successo? Alcune informazioni su giù. Virtual. Niente safety car, non c'è nulla da fare. Mamma, che La incidente. virtual safety È, car è stata attivata. è proprio a C'è un gruppo di Silverstone auto ferme Zoo. in mezzo alla pista. Modera la velocità. La vettura ha un grave problema. A quanto pare dovrà Panico. ritirarsi. Mi aspettavo la safety car invece virtual. Mamma mia, panico, paura, signori. Bruttissimo incidente, ma solo virtual. Il regime di virtual safety car sta per terminare. Bandiera verde in arrivo. Mantieni positivo il delta fino alla bandiera verde. Dai, cazzo, Piastri maledetto. Mamma mia, subito erroraccio. Subito brutto errore del Cume. Molto bene. Tutorial su come sbagliare le Beckett. Che pippa obesa che sono, ragazzi. Comunque è incredibile come in realtà so che in realtà l'incidente è stato anche più brutto, sinceramente. Però solo virtual. Safety car col contagocce ed è aumentata. Boh. Andiamo un po' lunghi. Cioè in gara non capisco quando ho tanta benzina, poi perché non è che le qualifiche le faccio bene. Però in gara nei primi giri, ragazzi, sbavature a nastro. Il sottoscocca è un po' danneggiato. Ma dove? Avvertirai la differenza a breve. Vabbè, non ne sono neanche accorto, onestamente. Perché almeno qualche macchina possiamo anche superarla. Un bel esternazzo su Albon, niente da fare. Stiamo riscontrando dei problemi, indaghiamo subito. Dove? Dove abbiamo i problemi? Si sente la macchina un po' così, però. Cioè, il motore forse un po' surriscaldato. Boh. Danni critici, trova un posto dove fermarti Non ci il credo. prima possibile. È troppo rischioso procedere in queste condizioni. Partito il motore. Ripeto, la situazione è critica, devi ritirarti il prima possibile. Che figata, ma che merda anche. Il motore se n'è andato. Bella però sta cosa, ragazzi, molto bella. Da questo giro potrai usare il DRS. Ricorda però che è consentito solo nelle zone DRS e quando sei a meno di un secondo dall'auto davanti a te. Incredibile, ritiro per problemi meccanici. Non ho parole, terzo ritiro stagionale, ma questo è pesante perché stavamo andando abbastanza bene, potevamo fare una buona gara. Non ho parole, ragazzi, non ho parole. Mamma mia, finalmente un colpo di scena, però per me, purtroppo. Ottimo lavoro e una gara ricca. Mamma mia, Ferrari show, ragazzi. La Ferrari
Leclerc mostruoso. Scopriamo in che modo questo finale ha modificato la classifica Vediamo piloti. qua. Charles Leclerc conferma la sua prima Veritieri, posizione in vabbè. classifica, staccando Ci ulteriormente becchiamo gli per la avversari prossima per gara il a sto titolo. punto. Dopo questa giornata In Austria siamo con la gara sprint e la gara sprint siamo 16esimi in griglia, quindi una buona qualifica. Ma l'Austria è una gara che mi piace assai, quindi possiamo fare bene. Vai raga, GP austriaco. Go, 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 go! Qua voglio fare bene, però voglio qualificarmi in una buona posizione, meglio di 16esimo per fare una gara da punti, Obiettivo QMBR. Ok. Vabbè, non abbiamo né guadagnato né perso posizioni. Mamma mia, oh. Perfetto, un po' di bagarotto, ma niente di che, 14esimi. Chiaramente il ritirino ci supera chiunque, molto bene. Capisco il perché siamo così scarsi ai ritirini. Ok, torniamo 14esimi, ma non basta, voglio far di più. Ok, una bella partenza, proviamo a salire Ragazzi, adesso. in Austria siamo molto molto favoriti per qualcosa di importante. Cioè, andare a punti, mica niente di che, però è una gara che amo. La macchina ha ricevuto dei bei upgrade, anche se il motore è andato. Cioè, una parte della power unit è andata. Ma c'è ritmo, lo vedo già che c'è ritmo in Austria. Lo vedo già il ritmo austriaco. I pezzi sono anche perfetti adesso. Ok. Dopo la prossima qualifica che faccio ultimo mi prendo la penalità e me ne sbatto, mamma mia. Qua l'ho rischiata tantissimo. Saranno 12 giri di fuoco. Mamma mia, oh, Albion fenomenale la Williams contro di me. Sì, ok. Non perdere tempo con Albon. Vai ragazzi, possiamo sorpassare Vettel. L'uso del DRS Qualcuno sarà va in T-box consentito per da questo problemi. giro. Usalo nelle zone DRS se Mamma sei mia, a meno se ci di un siamo secondo oggi, dall'auto mamma mia davanti. se ci siamo. La macchina c'è qua, il cume c'è in Austria. Tanto mi chiamano sempre nei momenti migliori. Adesso abbiamo Schumacher, abbiamo Mick Schumacher o Schumacher. Mi ricordo la telecronaca inglese Michael Schumacher. Un po' come Albertini. Ma quella è un'altra storia, ragazzi. L'Austria è terreno di caccia per veneziano. Purtroppo non sono tutte così le gare. Ma c'è un gran ritmo. E la macchina comunque sta migliorando. Ok. Già sarebbe bene partire a 11esimi, raga. Speriamo che il motore non rompa i coglioni. Ok, ho già un buon vantaggio su Albon, però non riusciamo a prendere Schumacher o Schumacher. Metterei già la firma per chiudere 11esimo la sprint. Sarebbe già cosa buona e giusta. Abbiamo molte chance per la gara, messo con l'incognita anche motore. Che il brivido c'è. Il brividino c'è. Ma ragazzi, mancano pochi giri, ragazzi. Siamo in lotta addirittura per le posizioni
Quelle super nobili, siamo noni perché si sono scontrati due. Ok, via libera. Yellow flag intanto, yellow flag. Alcune informazioni su Gasly Gasly. fuori. Si sta ritirando dalla gara. Pierone Gasly fuori e godo. No, mi spiace, ma dopo il ritiro scandaloso di Silverstone, adesso possono ritirarsi anche gli altri. Guarda che lotta qua, potrei approfittarne, raga. Il sottoscocca ha preso una botta, ma Che nulla di coglioni. serio. Cioè qua il primo tocco veramente sei fuori, Cioè spacchi qualcosa. Ok. Raga, c'è un ritmo spaventoso qui. Il Come dove si ricorda fa ancora belle prestazioni, E gran sorpasso anche, Abbiamo purtroppo carburante a sufficienza per altri 3 non mi giri. portano punti sti sorpassi perché ne prendono solo i primi 3 mi sembra. Però ho una grandissima posizione in griglia, qua posso lottare per posizioni super nobili. Ma lo sapete ragazzi, ho delle gare dove a priori vado 100 volte meglio, cioè, però adesso con l'incognita motore che si rompe così facilmente, ogni gara è pericolosissima. La macchina comunque è molto più veloce, molto più agile con i nuovi aggiornamenti. Dopo sta gara migliorerò un po' la macchina, la livrea, cambierò qua delle cosine. E speriamo di fare punti ragazzi, speriamo di fare punti. No, lunga lunga non troppo per fortuna. Vedi, se faccio dei giri costanti, dove ho ritmo costante, vado bene. C'è poco da fare. Potrei arrivare anche settimo, raga. Non è così impossibile. La settima piazza. Prende le misure veneziane, un po' come i campioncini. Ma Crediamo che il sottoscocca sia un po' Ma no, rovinato, ma no. ma niente di serio. Alonso è un osso durissimo, Alfonsino. Il 2 volte campione. Che non vado a rischiare il sorpasso, l'ottavo posto mi va già più che bene. Magari fosse la gara. Ci resta abbastanza carburante per un solo giro. Corri, Come, corri. Sei all'ultimo giro. Giri fotocopie per veneziane, tutti buoni giri. Attenzione, Piastri ai box. Oscar sta rientrando per la sosta. Problemi per Oscar. Vado lungo e forse le mie uniche chance. No, mia cosa, sono proprio fermato. Le uniche chance di portare a casa il settimo posto svaniscono, ma chi se ne fotte. Ripeto, qualificare il settavo posto sarà importante perché le chance di punti sono incredibili. Vince ancora Charles la sprint, mamma Il mia. distacco dalla vettura che ti precede è 2,2 secondi. Fenomenale Charles. Carletto fenomenale, Charles Leclerc. Un po' mollato alla fine, appena mollo, ti arrivano subito comunque. Va bene, va bene, va bene. Ok, gara finita. Raga, mi sono preso un Piloti. punto, non Ora mi credo, vediamo la non mi classifica ricordavo. costruttori. La Ferrari continua a incrementare il suo vantaggio in classifica. Un Nel punticino. frattempo, Aston Martin Godo. scala la classifica grazie al risultato Sì. eccellente di questo weekend. Godo, La godo. griglia è decisa. Non Molto ci resta bene. che la gara adesso. Sì. Condizioni climatiche strane, boh.
Per me c'è un bug, per me c'è il bug. Eccoci qui, il giro di formazione sta per iniziare e l'emozione cresce ogni secondo mentre ci avviciniamo sempre più alla partenza. Quale scuderia avrà la meglio? Chi di loro avrà ideato la strategia perfetta per la gara di oggi? Lo L'ottavo posto è scopriremo tra veramente poco. pesante, nel senso possiamo fare veramente una gran gara. Mentre le auto si avvicinano alla griglia di partenza, Godiamocelo ogni il Formation pilota Lap. si sta preparando mentalmente per poter effettuare la partenza perfetta. Riuscirci li porterà sul podio. In caso contrario c'è il rischio di finire fuori dalla top 10. Che strano vedere il Cume così avanti. Mi sono preso anche un punto, non mi ricordavo i primi 8, paneggio. Perché le sprint non le cago molto, onestamente. Non sono un amante delle gare sprint, sinceramente, io personalmente. Mamma mia, attenzione alle stelle. Vai raga. Vai, possiamo fare molto bene, partiamo da una grande posizione ed è una gara iper favorevole. Non dobbiamo sbagliare nulla però. Ok, siamo settimi. Con la sesta posizione a portata. Molto bene, grandissimo sorpasso, senza danni. Ma cosa? È Ocon che mi viene addosso, grazie. Sesta posizione ragazzi, mi sembra un sogno. Noi passiamo da ritiri scandalosi a questo. Perché Spielberg qua all'Austria è una gara iper favorevole. Devo solo fare bene i primi giri, scaldare bene le gomme e se teniamo il nostro ritmo, non dico il podio, ma possiamo toglierci grandi soddisfazioni qua, anche perché sono arrivati bei sviluppi, la macchina è migliorata molto. Certo non ci voleva il ritiro di Silverstone, quello no. Devo stare attento ai cordoli perché mi distruggono sotto scocca. Nessuna nei box, quindi nessun tamponamento grave. Attenzione a Vettel che rompe i maroni Vettel, non ci credo. Qualcuno tiene all'esterno, ma Vettel ritorna. Incredibile Seb. Cioè Seb che fa sti numeri anche no però, Per Leclerc è mostruoso sto gioco, Dai, questa è roba nostra, Vettel. Ok, DRS disponibile. Guarda come mi ha buttato. Ciao Vettel. Buono, torniamo sesti. Dobbiamo cominciare a fare il nostro ritmo, però se vogliamo puntare a qualcosa di ancora più grosso, anche se mi accontenterei del sesto posto. E che voglio vedere la pioggia però magari ragazzi, perché qua non piove mai, sempre sole. Voglio capire. Adesso vedi se sarà la pioggia da Abu Dhabi, rido. Molto bene. Non so neanche se puoi mettere la pioggia ad Abu Dhabi, è contro il regolamento Formula 1. Ok. Adesso cominciamo a girare ai nostri ritmi. Siamo a soli 2 secondi dalla vettura che ti precede, non mollare. Io non mollo mai.
Concentration, please. Concentration. Sono un po' teso, ragazzi, perché comunque al sesto posto sarebbe tanta roba con sta macchina, Però abbiamo visto che il motore può partire da un secondo all'altro. Questo mi fa un po' ansia, sinceramente, La sosta tra il 15° e il 20° laps. La vettura dietro di te è più veloce, guadagna un secondo a giro. Calma. Tanto c'è lotta davanti tra Verstappen e Russell. Attenzione, ci prova Alonso, ma il Kuma chiude la porta con correttezza e meravigliosità. Certo, con la macchina più pesante facciamo più fatica, è chiaro. Poi diciamo, la parte dell'aerodinamica del telaio sono quelle messe peggio, anche se poi il retino facciamo comunque cagare. Purtroppo abbiamo il motore Mercedes, poi non quello Ferrari, e lo sento la differenza. La gara si sta un po' assestando, ma che ritiro a Silverstone, signori, che ritiro inaccettabile. Faccio un po' fatica per tenere il ritmo adesso, anche perché podio, non fare il figo come pensa a fare questi punti che sono già importanti. Ricciardo 103 secondi adesso, Mamma mia, qua abbiamo rischiato. Possibile, Ragazzi, è troppo rischioso procedere in queste condizioni. Ho rotto due motori in 2 gare. Fermati, è troppo pericoloso continuare a stare in pista. Buone notizie, il guasto è stato riparato. Vedo. Da sesto in classifica. 2 ritiri consecutivi. Non ho parole, ragazzi. Non ho parole, ragazzi. Da sesto in classifica la situazione è critica. Devo cominciare a migliorare anche la parte della resistenza, perché è leggermente importante quest'anno. Mamma mia. Ecco che lo spettacolare Gran Premio. Non ho parole, lo sesto in classifica. Eccoci qui. Tranquillo. No, viene da piangere. E dopo questa gara diamo un'occhiata alla classifica del mondiale piloti. Charles Leclerc conferma la sua prima posizione in classifica, staccando ulteriormente gli avversari per il titolo. Ora una domanda per te. Chi è a tuo parere il pilota del giorno? Raga, direi che la Finlandia l'ha fatta da padrone. un saluto del In comandante questo veneziano. caso mi riferisco a Bottas. Silenzio stampa. Grande velocità Perché e voglio ottimo fare una lavoro. cosa, intanto mi tolgo via Oscar Piastri che mi fa cagare, mi metto proprio il più scarso, Alessio De Lei da italiano, perché voglio risparmiare soldini, perché devo fare altre cose, ragazzi. Sono scioccato. Qui puoi avanzare un'offerta al tuo pilota, offrendo una cifra maggiore, risparmiamo aumenterai tanto, le va benissimo, probabilità sì, di sì. successo. Fa attenzione a non fare offerte irrisorie. Se tiri troppo la corda, potresti ritrovarti con un pilota che si rifiuta categoricamente di intavolare le Ci trattative. dovremmo essere. No, sono scioccato. Ma guarda che roba. C'è l'istituto unità di controllo elettronico. Partita proprio. Non so che dire, ragazzi. Non so veramente che dire. Devo darmi una cazzo risvegliata con il morale, perché sono veramente scioccato. Anche l'ERS è partito, fa parte tutto, raga, ma che minchia stiamo a dire? Vabbè, investiamo su questo.
I generatori punti risorsa. Ricerca e sviluppo. Come siamo messi qua? Ok. Raggiungi capacità reparto, zio, che... Oh, in realtà ho anche tanta roba nella resistenza. Non so cosa dire, fioi. Cioè, sono in una situa di crisi. Ok, qua aumentiamo anche bene. Buono, sei buono un cazzo in realtà, però andiamo un attimo Più avanti. cresce la nostra fama, più partner vorranno collaborare con noi. Adesso possiamo avviare le trattative con uno sponsor addizionale dalla sezione società. Ok, io voglio lui. Voglio risparmiare. Ah, non ha accettato, no. Do not parole. Qua stiamo migliorando. Va bene. Ascolti, capo, ci troviamo in una situazione difficile. Benissimo. Non siamo riusciti a far firmare il secondo pilota. Per il momento la nostra riserva occuperà il posto. Ma non aspettiamoci grandi risultati. Dobbiamo assumere un pilota decente nella prossima finestra di mercato. Ah, perché non abbiamo neanche soldi. Benissimo. Quindi chi arriva? No, per prima volta c'è questa cosa. Aaron Barnes, bene. Ma, no, fiori. Siamo in una crisi senza fine, ragazzi. Ora facciamo dei piccoli miglioramenti, dai, almeno noi. Ecco, mettiamo un nero che sta meglio, forse. Ecco, lo cambiamo anche qua. Poi sono veramente, cioè, mi viene da piangere. Cioè, abbiamo fatto una figura di merda. Avvisare. Ok, nero è un po' più figo. Siamo qualcosa di più carino qua. Potremmo andare... Dai, questo. Qua per teniamo questa. Qua teniamo così. Teniamo così. No, il casco vorrei cambiare però. Ci vuole ancora un po'. Beh, aspettiamo di quello che mi piace. Aspettiamo di prendere quello qua. Messaggio, non ho niente. Ma cos'è sta roba? Lasciamo questi. Niente ragazzi, solo per raccomandare veneziano. C'è molta crisi. Vediamo l'ultima cosa però. Voglio vedere il meteo. 2 ritiri consecutivi per rottura del motore, ragazzi. Bello perché è molto reale, però ragazzi, se lo prenderò anche la penalità perché devo cambiare tutto, è un disastro. A questo punto mi becco una super penalità, parto ultimo e poi me ne frego. Mi faccio robe nuove. Niente, sempre sole, fiori. Cioè, secondo me c'è qualcosa che non va. C'è qualquadra che non cosa. Beh, la macchina dovrebbe essere migliorata, siamo tornati terzultimi, ma insomma dai, stiamo migliorando almeno quello. Certo che cioè, guardate che roba. Perché non c'è? Che è successo? Ah, l'Alfa Romeo ha preso Oscar Piastri, è andato in Alfa Romeo, incredibile. Guan News licenziato, io c'ho invece...
Mi hanno dato, diciamo, un pilota, il terzo pilota praticamente. Bene, siamo ultimi nella costruttori, tutto perfetto. Raga, costruttore del Comendone veneziano, ciao. Un attimo perché voglio fare una cosa intanto, mi tolgo via Oscar Piastri che mi fa cagare, mi metto proprio il più scarso, Alessio De Lei da italiano, perché voglio risparmiare soldini, perché devo fare altre cose ragazzi, sono scioccato. Qui puoi avanzare un'offerta al tuo pilota. Offrendo una cifra Vabbè, maggiore, risparmiamo aumenterai tanto, le va benissimo, probabilità sì, di sì. successo. Fa attenzione a non fare offerte irrisorie. Se tiri Ok. troppo la corda, potresti ritrovarti con un pilota Bene. che si rifiuta categoricamente di intavolare le Ci trattative. dovremmo essere. No, sono scioccato. Ma guarda che roba. C'è l'istituto, unità di controllo elettronico. Partita proprio. Non so che dire, ragazzi. Non so veramente che dire. Devo darmi una cazzo risvegliata con il morale perché sono veramente scioccato. Anche l'ERS è partito, fa parte tutto, raga, ma che minchia stiamo a dire? Vabbè, investiamo su questo. I generatori punti risorsa. Ricerca e sviluppo, come siamo messi qua? Ok. Raggiungi capacità reparto, zio che... Oh, in realtà ho che tanta roba nella resistenza. Non so cosa dire, fioi. Cioè, sono in una situa di crisi. Ok, qua aumentiamo anche bene. Buono, cioè buono un cazzo in realtà, però andiamo un attimo Più avanti. cresce la nostra fama, più partner vorranno collaborare con noi. Adesso possiamo avviare le trattative con uno sponsor addizionale dalla sezione società. Ok, io voglio lui, voglio risparmiare. Ah, non ha accettato, no. Do not parole. Qua stiamo migliorando. Va bene. Ascolti, capo, ci troviamo in una situazione difficile. Benissimo. Non siamo riusciti a far firmare il secondo pilota. Per il momento la nostra riserva occuperà il posto. Ma non aspettiamoci grandi risultati. Dobbiamo assumere un pilota decente nella prossima finestra di mercato. Ah, perché non abbiamo neanche soldi, benissimo. Quindi chi arriva? No, per prima volta c'è questa cosa. Aaron Barnes, bene. Ma, no, fiori. Siamo in una crisi senza fine, ragazzi. Allora facciamo dei piccoli miglioramenti, dai, almeno noi. Ecco, mettiamo un nero che sta meglio, forse. Ecco, lo cambiamo anche qua. Poi sono veramente, cioè, mi viene da piangere. Cioè, abbiamo fatto una figura di merda. Avvisare. Ok, nero è un po' più figo. Siamo qualcosa di più carino qua. Potremmo andare... Dai questo. Qua per teniamo questa. Qua teniamo così. Teniamo così. No, il casco vorrei cambiare però.
vuole ancora un po'. Beh, aspettiamo di quello che mi piace, aspettiamo di prendere quello qua. Messaggio, non ho niente. Ma cos'è sta roba? Lasciamo questi. Niente ragazzi, solo te lo raccomando nel veneziano, c'è molta crisi. Vediamo l'ultima cosa però. Voglio vedere il meteo. 2 ritiri consecutivi per rottura del motore, ragazzi. Bello perché è molto reale, però ragazzi, se lo prenderò anche la penalità perché devo cambiare il tutto, è un disastro. A questo punto mi becco una super penalità, parto ultimo e poi me ne frego. Mi faccio robe nuove. Niente, sempre sole, fiori. Cioè, secondo me c'è qualcosa che non va. C'è qua il quadra che non cosa. Beh, la macchina dovrebbe essere migliorata, siamo tornati terzultimi, ma insomma dai, stiamo migliorando almeno quello. Certo che cioè, guardate che roba. Perché non c'è? Che è successo? Ah, l'Alfa Romeo ha preso Oscar Piastri, l'Alfa Romeo, incredibile. Guan News licenziato, io c'ho invece mi hanno dato, diciamo, un pilota, il terzo pilota praticamente. Bene, siamo ultimi nella costruttori, tutto perfetto. Raga, un saluto del comandone veneziano, ciao.